Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscrivetevi al canale, è gratis. L'avete vista già ieri nel video, però signori è arrivata, eccola qui, fresca fresca da Amazon. E voglio, come tutti gli anni, tocca la recensione perché questa maglietta qui, sinceramente, va bene che non c'ha lo scudetto sul petto, però ragazzi, io penso che questa sia una delle magliette più belle degli ultimi 10 anni del Napoli. Io lancio questa provocazione perché l'abbiamo tanto desiderato, una maglietta così bella, i tifosi del Napoli l'hanno sempre desiderata. Comunque, bando alle ciance e andiamo a vedere nel dettaglio la nuova maglietta della SSC Napoli. Ed eccola qui ragazzi, la nuova maglietta della SSC Napoli. Come possiamo vedere, quest'anno arriva solo con questo badge, una cosa che sinceramente non mi piace, perché in quella passata, io se non sbaglio, c'era anche il QR code per vedere l'autenticità della maglietta. Quest'anno invece la spediscono solo ed esclusivamente con questo ticket qui, che sinceramente non mi fa impazzire. Comunque, a parte che ti davano il badge con il logo del Napoli e via discorrendo, comunque, tralasciando questo, ragazzi, questa è la nuova maglietta del Napoli. Ora la andiamo a vedere nel dettaglio, tutte le novità. La novità più importante secondo me non è nemmeno il colletto, ma è questo qui, voglio, è questo logo qui del Napoli in 3D. Lo vedete che figata è? Lo vedete il 3D? Guardate come si rialza la N, il cerchietto, i due cerchietti. Questa è una cosa che a me fa impazzire sinceramente, che a differenza rispetto a quella della passata stagione, questa era proprio una toppa messa lì così, vedete, non era proprio in rilievo. E ragazzi, qui c'è un passo in avanti di tecnologia clamoroso, logo che è molto più piccolo rispetto a quello della passata stagione, e questa cosa mi piace da impazzire sinceramente. Grossissima novità è quanto riguarda il colletto. Quanto abbiamo desiderato, il colletto del Napoli, in quanti abbiamo detto, ma una maglietta con il colletto stile anni 80, quant'è che ce la fate, Valentina De Laurentiis ci ha accontentato, eccolo qui, bellissimo il bordino bianco che va a richiamare questa V. Sta per Valentina, non me ne foto, non lo so perché, ma questa V qui davanti è tanta roba. L'anno scorso il Napoli c'aveva questo colletto qui, che sinceramente non mi ha fatto impazzire per nulla. Questo tricolore, questo mezzo tricolore messo qui, secondo me se lo facevano tutto bordato col tricolore era decisamente meglio, ma non mi piace, io lo dissi l'altra volta, vabbè, qui c'è qualcosa che quest'anno non c'è più, però proveremo a riportarlo a casa. Questo bordo qui, sinceramente, io già l'ho detto, non mi piaceva, ma ragazzi, la bellezza del colletto è micidiale, è veramente micidiale. Passo in avanti anche per il logo Emporio Armani. Perché vi ho detto passo in avanti? Perché anche questo, ragazzi, non so se si riesce a vedere, ma è in 3D, guardate, la vedete? È in 3D. Nella passata stagione il Napoli ce l'aveva stampato, vedete? Era stampa. Questo è in 3D, è rialzato, e questa è una cosa che a me piace veramente tanto. Intanto accendo un attimo l'aria condizionata perché è un caldo tremendo, sto sudando per fare questo video. Allora, come dicevo, anche qui c'è una grossa differenza abissale rispetto a questo qui. La vedete la differenza? Questo è veramente molto più grande, questo è più piccolo, più dettagliato, diciamo così. Solito logo MSC Crociere che non cambia quest'anno, era uguale, identico, scusatemi, ho sbagliato, stesso logo qui davanti, non cambia assolutamente. Cambia invece la manica, e finalmente un bordo manica fatto per bene. Guardate che spettacolo, doppia manica, praticamente c'è una manica ma sopra c'è cucita l'altra manica. Scompare lo sponsor da manica, non sappiamo se la SSC Napoli con il brand Coca-Cola farà qualcosina, non lo sappiamo. Ad oggi non c'è nessuno sponsor da manica, come non c'è lo sponsor dietro. Cosa importante, come potete vedere qui c'era eBay. Allora,
io questa maglietta l'ho presa da Amazon, premessa, l'ho presa da Amazon, 130 euro, è quella lì originale. Se volete poi, io di sicuro prenderò la seconda maglia replica, se volete vi porto anche la differenza fra questa e la maglia replica, non vi preoccupate. Grossa novità è per quanto riguarda i loghi, i simboli che oramai fanno da patch 3D no, fanno da texture, diciamo sì, questa è quella della passata stagione. Quest'anno invece Valentina l'ha messi in questo modo, vedete? Vedete la differenza rispetto alla passata stagione? Molto belli, molto, sono più dettagliati. Il bordo il bordo invece della maglia è fatto in questo modo, che a me apprezzo veramente tanto. La passata stagione si era fatto questo stacco, no? Con questa righetta bianca che sinceramente a me non faceva impazzire, io già lo dissi. Preferivo quella della maglietta pre-scudetto e questa qui non mi è piaciuta tanto, però questa io sono già innamorato. Allora, cosa abbiamo poi invece sul finire della maglietta? Abbiamo questo logo qui, SSC Napoli Authentic Apparel, praticamente che significa che la maglietta penso sia originale a questo punto, cioè non è che penso, la maglietta è originale. Dobbiamo vedere se sulle maglie replica come è messo questo logo. Questo non è traspirante. Allora, questo non è traspirante e non so come mai, forse proprio per qualcosa, boh, non lo so. Comunque, abbiamo questo quest'anno. La passata stagione, se lo trovo, non c'era di questo, ma c'era, vediamo se era dentro, eccolo qui, c'era il Certi logo. Questo logo qui, quando voi ci cliccate sopra, potevate vedere l'autentificazione della maglietta. Ora io non penso, perché dentro non c'è nessun'altra cosa, anzi forse c'è, aspettate un attimo, allora non c'è c'è Waiu, c'è il Certi logo, allora ho sbagliato io, questo è il Certi logo, praticamente ti dimostra che la maglietta è autentica. Sulle magliette repliche non lo troverete mai questa cosa, e questa è una cosa che a me fa piacere, vedete, importato da Brescia, distribuito dalla SSC Napoli, vedete tutte le cose. Pensavo che non c'era, invece c'è. Sul finire della maglia c'è questo bordino piccolino che si va a collegare ai pantaloncini. Io non li ho presi i pantaloncini, sinceramente, non ho preso nemmeno il kit completo, perché non mi interessa prendere il kit, a me interessa la maglia, cosa che non avevamo invece nella passata stagione, che andava tutto a finire in questo modo. Mo ve la giro, vi faccio vedere il nuovo font della SSC Napoli, che è già qui in evidenza. Allora, questo è il nuovo font della SSC Napoli, anche questo è in 3D, lo vedete com'è bello? Grande passo in avanti, grandissimo passo in avanti, font Binapoli, una cosa del genere si dovrebbe chiamare il nuovo font, e la passata stagione avevamo la scritta SSC Napoli, e sinceramente a me fa più impazzire questa, sinceramente. Vuoi perché è il font, vuoi perché è un marchio ufficiale del Napoli, fatto in 3D, fatto bene rispetto a questo che era solo stampato sopra. Ma ragazzi, qui si sono fatti passi da giganti. Allora, come potete vedere sotto non c'è lo sponsor dietro, che l'anno scorso era HappyBeat. Quest'anno il Napoli non ha uno sponsor dietro. Allora, io quello che chiedo alla SSC Napoli, vi prego, non mettete né sponsor da manica, che poi andava di qua, scusatemi, non mettete né sponsor da manica e né sponsor dietro, perché sinceramente io la maglietta, quando la compro, voglio che sia già pulita, già tutta bella, senza che poi si aggiunge il logo e perde di autentificazione la maglia, perché la prima versione, poi fanno la versione 2.0, la 3.0, e a me non mi piace. Comunque questo è il dietro, bellissimo il font, aiù, bello. Comunque mo la proviamo, la indossiamo e vi dico come calza. Allora ragazzi, questa è come la maglietta viene indossata, sinceramente è una combat skin. Io ho preso una XL, se prendevo una XXL era meglio, perché ora vi faccio vedere, siccome è una combat skin, e questa è una cosa che io spero in Dio prima o poi si risolva, questa cosa delle combat skin, che le levino queste combat skin, perché sono veramente una cosa allucinante. Solo se c'è un fisico, tanta roba, ci stai bene dentro. Perché vi dico prendete una taglia in più? Perché ragazzi sono strette, e per questo io vi dico prendete una taglia in meno.
Va bene? Come detto, la maglietta costa 130 euro, la spesa di spedizione su Amazon non si pagano, su eBay penso di sì, però io l'ho presa sullo store ufficiale della SSC Napoli. Ragazzi, la maglietta è bellissima, io l'apprezzo veramente, veramente tanto, molto di più rispetto a questa, non so come mai, forse perché ce l'hanno fatta schifare questa maglietta, ma questa ragazzi, io penso anche il colore sia un po' diverso, non lo so, però ragazzi, vuoi che sia il colletto, vuoi che, io già me li immagino i calciatori che poi faranno i tamarri, si alzano il colletto, sinceramente voglio sapere chi è il primo che si alzerà questo colletto. E a me piace e ve l'ho detto, 130 euro sono tanti, però la qualità si vede, voglio. Il nuovo logo del Napoli qui davanti è fatto benissimo, bello il 3D. Vi ricordate quando il Napoli disse la nuova era, a new era? Intanto devo togliere il badge, poi lo toglierò. A new era, bene, la nuova era doveva partire da questa maglietta, con uno stemma qui davanti, era... Voglio, cioè, se noi togliamo questo scudetto da qui e ce lo mettiamo su questa maglietta qui, era qualcosa di allucinante. Io voglio fare veramente i complimenti a Valentina De Laurentiis e ad Armani, perché oramai siamo sponsor Armani, per una maglietta che hanno fatto che è rivoluzionaria, secondo me. È rivoluzionaria perché il logo nuovo del Napoli, che saranno 3 i loghi nuovi del Napoli, io comprerò, già l'ho detto, prenderò la maglia replica, la bianca, perché non posso spendere altri 130 euro, ragazzi, sono tanti, sono tantissimi. Poi di sicuro faranno la terza maglia e io voglio vedere come saranno i nuovi loghi del Napoli, i nuovi stemmi, questi 3 nuovi stemmi. Abbiamo visto che ci sarà lo stemma blu, ora mancherà quello azzurro. Quello azzurro non so cosa si inventerà Valentina De Laurentiis, ma sono molto curioso. Detto questo, questa era la recensione della maglia vecchia contro la maglia nuova. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, quale maglietta preferite. Detto questo, voglio tasto like e iscrivetevi al canale. Sempre e comunque, Forza Napoli, dal vostro Neapolis 1926. Ciao a you!